Buon pomeriggio signori, siamo tornati su Napoleon Total War per giocare le battaglie del nostro imperatore. Singolo giocatore, vediamo le battaglie che hanno caratterizzato la campagna di Napoleone. Abbiamo giocato Lodi ed Arcole, che sono la campagna, che rappresentano la campagna italiana. Vi consiglio caldamente di andarvi a studiare tutte le sue mosse perché sono state veramente qualcosa di magistrale. Qualcosa che per l'epoca era innovativo e forse anche per oggi. Tanta roba. Andiamo a giocarci quella delle piramidi. In Italia abbiamo trionfato. In modalità E difficile. ora l'Egitto. Alessandria è caduta come previsto. Sapevo che Murad Bey avrebbe inviato i suoi mamelucchi a fermarmi prima del Cairo. E quasi all'ombra delle piramidi la battaglia ha avuto inizio. I miei uomini conquisteranno oggi come i guerrieri di Alessandro Magno fecero in passato. Me la ricordavo abbastanza semplice, infatti poi ho confermato la cosa. Perciò la andiamo a giocare oggi in modalità difficile. Iniziamo la battaglia. 21 luglio 1798. L'esercito dei Mamelucchi è di vecchio stampo, ma vanta una cavalleria agile e letale. Le nostre riserve a cavallo sono limitate. L'unica possibilità che abbiamo di sconfiggere il nemico è adottare formazioni a quadrato e sperare di sopravvivere alla carica. I villaggi di Embabè e Bictil giocheranno un ruolo chiave per la vittoria. Il primo, a est, è protetto dall'artiglieria dei Mamelucchi e guarda sul nostro fianco. Devo conquistarlo in fretta per prevenire ingenti perdite. Sono anche tanti loro. Piccolo baghino. L'esercito ottomano è formato da un elevato numero di mamelucchi. La formazione a quadrato sarà la chiave del nostro successo sul campo di battaglia. Già. Bictil, a ovest, è sotto il nostro controllo. Dovrò servirmene come posizione sicura per avanzare tra le file dei mamelucchi. Sfruttare al massimo la superiorità di armi, tecnologie e addestramento dell'esercito francese sarà il modo migliore per aggiudicarmi la vittoria. Va bene, Napoleone. Fuoco alle polveri. Allora, prima cosa che devo fare è questa, ragazzi, perché qua siamo troppo esposti. Portiamo indietro tutti e cerchiamo di fare proprio una formazione. Poi subito devo prendere la mia cavalleria, questa qua, e portarla ai limiti. Qua devo assolutamente esatto, andare così col cavallo. Qui portare le mie truppe. Qui altra cavalleria assolutamente indietro. Tirare fuori l'artiglieria. E questi. Ok. Tiriamo su questi. Andiamo dietro. Andiamo al riparo. Anche voi qua dietro. Al riparo. Tu vai bene qua. Attenzione qui. Fanno un'imboscata dal dietro, quindi spostiamoci. Ok, perfetto. Stiamoci di qui. Subito il quadrato. Qua. Subito il quadrato. Ok, attenzione. Spunto con la nostra cavalleria. Formate i quadrati. Andiamo in aiuto. Questi se ne stanno qui belli belli. Tu vieni qua. Forza, forza. Ok, questa artiglieria deve tirare qua.
Ok. Quadrato. Ok. Questi perché non tirano? Porca miseria. Madò. Ah, è bella resistente la cavalleria. Tirate sulla cavalleria, magari con una mitraglia. No, non ci arriva. Sì, ci arriva. No, non ci arriva. Ok. Porca miseria, ho perso degli uomini di linea. Ok. Qua togliamo il quadrato. Mettiamo informazione qua dietro per ora. No, non andiamo a aiutarli. Seguiamoli. Ok. Qua. Perfetto. Spostiamoci. Qua. Ah. Andiamo così. Qua. Attenzione alle cariche. Spostatevi. Ok, qui siamo a posto. Dov'è la cavalleria? Ah, è andata in rotta. È andata in rotta. Devo far fuori la linea. Questi dove vanno? Boh. Andiamo qua. Cazzo, che ho perso la cavalleria. Ho perso la cavalleria di lato. Potrei mandare Napoleone però, effettivamente. Bene. Ok. Via, granatieri. Perfetto. No, anzi. Qua. Dai ragazzi, però che cazzo hanno quelli?
Ok ragazzi, scusate se non parlo, ma sono un po' concentrato. Cosa cazzo ci fanno questi qua? Ma porca miseria. Grande colpo. Grande colpo. Mi è tornata una cavalleria, ragazzi. Ok. Forza. E qui ce n'è un'altra. Perfetto. Quadrato. Quadrato. Vieni qua indietro. Ok. Mitraglia. È da questo lato che sto soffrendo, ragazzi. Caricate questi. Ah, c'è ancora quel cannone lì, maledetto. Non ho più... No, cavalleria ce l'ho. Allora, con questa cavalleria devo andare a prendere quei cannoni là. Con questa fanteria torniamo indietro. Con loro... No, non tiriamo a niente perché non riesco a tirare a nulla. Ok. Allora, con lo stesso Napoleone. No, questi stanno tornando indietro. Attenzione, mio generale. Allora loro si dividono dal cavallo. Ok, speriamo di non fare cavolate. Questi li giriamo. Questi andiamo a prendere qua. Dai che ragazzi, che la partita è vinta. Bene, ho ucciso il generale nemico. Bene.
Ah. Perfetto. Un unico cavallo. Ok. Ma no, l'hai messi in fuga. Ma perché? Dov'è il mio generale? No, Napoleone. No, Napoleone. No, Napoleone. No, che erroraccio che ho fatto. Che erroraccio. Sono senza il generale. Ma c'è l'altra cavalleria. Tanto non tirano più. Ok, vabbè. Vabbè, almeno non tirano più. Ok, questa è artiglieria. Questa è artiglieria ancora. Quindi la togliamo da qua. Eccolo qui Napoleone, che è tornato. Non se n'è mai andato. Qui c'è ancora una cavalleria, non dimentichiamocelo. Ok. Stiamo questi cannoni qua. Ah, qua non vanno bene. Ok, siamo rimasti in pochi, eh. Portiamo i cannoni in testa. No, ci sono anche loro in realtà che potrei sbandire e sparare contro questi qua, ok. Eccolo Napoleone. État-major des généraux, à vos ordres, immédiatement. Batterie, au rapport. Le canon est prêt, monsieur. Howitzer moyen. Monsieur. Monsieur. Artillerie au rapport. Ok, stiamo partendo all'assalto, bene.
Compagnie en ligne, préparez-vous. Monsieur. Raffica. Canon moyen. Perfetto. Dragon au rapport. Batterie au rapport. Monsieur. Infanterie de ligne. Batterie au Dragon rapport. attend les ordres, monsieur. Dragon Monsieur. à sonate, monsieur. Canon moyen. Infanterie de ligne. Le canon est prêt, monsieur. Dragon attend les ordres, monsieur. Monsieur. Ils sont maintenant partis sur nos fusils, monsieur. Artillerie au rapport. Ragazzi, forza però. Monsieur. Première ligne. Restez immobile partout. Dai ragazzi. Canon moyen. Compagnie en ligne, préparez-vous. Howitzer moyen. État-major des généraux, à vos ordres. État-major des généraux. Perfetto. Oui, monsieur. Dragon attend les ordres, monsieur. Canon de 8 lignes. Perfetto, ok. Ragazzi, abbiamo vinto. Li abbiamo fatti fuori. Perfetto. Terminiamo la battaglia. Presto le glorie e i tesori d'Egitto saranno miei. Bene, bene, bene. Per seguire le orme di Giulio Cesare. Perfetto, perfetto. Ci vediamo con la prossima battaglia, ragazzi. Quello che volevo dirvi è che comunque ci potrebbe stare anche una campagna d'Egitto con Napoleone, perché mi ricordo che era breve ma molto intensa. Ho fatto molta difficoltà a finirla. L'avevo finita per un soffio ai tempi, non mi ricordo se a livello leggendario o meno. Magari in un futuro potrebbe starci. Vabbè, vediamo un po' come vanno questi video. Ciao ragazzi. Fatemi sapere se siete interessati alla campagna. Magari. Ciao.